dirti che vorrei per me grandi braccia perché finalmente potrei abbracciare tutti voi. Ciao ragazzi, ciao, voi sapete che nel mondo c'è chi veda per noi, non piangete perché c'è chi veglia più di noi. E dico ciao, amici miei, e voi con me direte ciao, amici miei, direte ciao. La mia voce sarà mille voci perché voi cantate insieme a me. Ciao ragazzi, ciao, voglio dirvi che vorrei per me grandi braccia perché finalmente potrei abbracciare tutti voi. Per ricostruire un mondo dove l'anima riposi e la pace regni ovunque, c'è bisogno anche di te. Vieni insieme a noi, vedrai che i giorni saranno lieti, sai, la vita sarà un fremito e la speranza un cantico. Vieni con noi, vieni qui, dai, costruiremo una città con bastioni di bontà e sui tetti innalzeremo la bandiera del lavoro. Lungo le contrade tra i sentieri più sperduti porteremo il lieto annuncio. Come fanno le rondini che stormo a primavera annunciano la natura, la loro eterna gioventù. Vieni con noi, vieni qui, dai, costruiremo una città con bastioni di bontà e sui tetti innalzeremo
Ma Don Adriano, dov'è finito? È così piccolo che non li vedevo, poverino. Va bene, io proporrei però di dedicare questo applauso che abbiamo appena fatto, se volete anche un trallallero, a quelli tra di noi. Vediamo, alzi la mano chi di noi ieri, andando a casa, ha comunicato a qualche amico o a qualche amica l'esperienza, il pomeriggio l'ha fatto venire. Vediamo, sulle mani. Ecco, così pochi hanno parlato proprio di quello che abbiamo fatto ieri?
importante è stata data al gioco. Puoi farci, Riccardo, una panoramica sulla conduzione e sulla partecipazione di questi giochi? Sì, ecco, tendo a precisare subito che per gioco non intendiamo qualcosa di agonistico. Ecco, con gioco non intendiamo lo sport, non si intende il calcio, non si intende la pallacanestro, ma si intende un gioco formativo, educativo, che tende a creare una coscienza di lealtà nel ragazzo e tende a eliminare tutte quelle emarginazioni che sono dovute a fatti, ad esempio ragazzi non dotati o che hanno dei difetti fisici. Quindi il nostro gioco non è qualcosa di alto livello, ma è qualcosa per tutti. Ecco, riveste, come dicevi tu, conduzione, riveste molta importanza la conduzione e la preparazione del gioco, proprio per studiare tutti gli aspetti che possono influenzare negativamente l'andamento di un gioco, per eliminare tutti i problemi, tutte le eventuali immaginazioni di ragazzi in base al sesso, all'età o alle doti fisiche. Quindi noi cerchiamo di fare un gioco per tutti. Quali sono state le reazioni dei ragazzi di fronte alle vostre proposte? Beh, innanzitutto da parte nostra si cercava di far nascere in loro un vero e proprio spirito di squadra, cioè il fatto che non si gioca per farsi vedere o per motivi come possono essere in uno sport professionistico per denaro, ma si gioca per la squadra, per un interesse comune. Questo è importante. Quindi all'inizio per ragazzi che non sono abituati a fare un discorso di gruppo, di squadra, può risultare abbastanza difficile, quindi i primi giorni il clima era un po' quello di freddezza, di disorientamento. Poi con il passare dei giorni si è avuto veramente il clima che è andato alle stelle, l'entusiasmo che così ha interessato un po' tutti i ragazzi. Il fatto che forse le più grosse amicizie anche tra animatore e ragazzo sorgono durante il gioco, proprio perché l'animatore si mette a livello del ragazzo e il ragazzo lo vede, e quindi possono nascere quei rapporti molto personali, molto belli, che servono anche per il resto del campo. Qui a fianco a me Daniele di Rovereto, giovane cooperatore salesiano. Ecco Daniele, volevo farti una domanda. Come giudichi la partecipazione trovata qui a Rovigo a livello di animatori e a livello di ragazzi? Beh, direi che abbiamo raggiunto un po', venendo qui, lo scopo che ci eravamo prefissi di creare una sensibilizzazione verso l'animazione. E la partecipazione direi che è stata ottima, la risposta ottima sia da parte degli animatori che da parte dei ragazzi, con una ottima partecipazione. Direi anche che da parte di tutti c'è stata molta buona volontà di impegnarsi, anche se per la maggior parte dei ragazzi e degli animatori era la prima volta che si trovavano di fronte a questo problema. Comunque l'impegno è stato grande, la fatica anche per superare molti problemi anche, ma vedo che sono tutti contenti e penso che riusciranno a continuare anche durante l'anno questo cammino che hanno intrapreso, perché è un cammino d'animazione molto difficile, bisogna seguire i ragazzi, vivere assieme a loro, cominciare a conoscere le cose che piacciono a loro, come diceva Don Bosco, per poi riuscire a far amare le cose che piacciono a noi.
impressione sulla partecipazione dei genitori alle iniziative proposte in questo campo casa 1981? Beh, sono stati due i momenti qualificanti della partecipazione dei genitori in questo campo casa. E al termine della prima settimana di campo i ragazzi hanno presentato ai propri genitori il lavoro mediante una serata che è terminata con il mangiare dell'anguria, diciamo, la sagra dell'anguria. Durante questa serata i ragazzi hanno reso partecipi i propri genitori del lavoro che hanno fatto durante il campo e hanno presentato loro vari momento, la serata finale con la quale si è coronato questo campo di 15 giorni. I ragazzi e i genitori hanno concluso felicemente questa iniziativa. È da notare inoltre la partecipazione dei genitori mediante un interessamento tecnico, mediante la partecipazione in prima persona di alcune signore che si sono operate in cucina e mediante un aiuto finanziario. come una delle persone più simpatiche e più caratterizzanti di questo campo. Una tua impressione? Sì, cioè simpatica penso senza dubbio, più che altro diciamo che ispira simpatia, quasi bonacciona, cioè non è che faccia il duro, però delle volte basta uno sguardo serio, ci capiamo al volo anche con i ragazzi. È un rapporto tranquillo, cioè non so, forse ispiro fiducia dalla faccia. Allora Donatello,
regalarci un pochino la giornata dell'animatore, ovvero sia la preparazione, il lavoro dell'animatore per la giornata di animazione? Direi che in sostanza la giornata dell'animatore è strutturata in maniera tale che al mattino ci si ritrova e si discute su alcuni temi fondamentali che riguardano il ruolo dell'animatore, quindi l'animazione. E poi si passa ad esaminare e a programmare accuratamente il momento pomeridiano che noi viviamo interamente con i ragazzi. E la sera è il momento forse più importante della giornata, per il fatto che si portano così tutti insieme, noi discutiamo i problemi che sono venuti fuori, momenti positivi e negativi che sono manifestati durante il corso della giornata nei lavori di gruppo, a partire dai lavori di gruppo e poi ancora nel momento dell'accoglienza e nei grandi giochi. Problemi che si cerca di discutere tutti insieme. Uno dei momenti forti di questo campo è stato quel pomeriggio di sabato dedicato alla riconciliazione, all'incontro dei ragazzi con Cristo. Don Adriano. Ecco, come gruppo di animatori cristiani pensiamo sempre di fare opere di animazione anche collegandoci ad un discorso di catechesi. Quindi parlando di campo casa abbiamo pensato anche di sfruttare questa idea proprio da un punto di vista catechistico. Costruire casa per dei cristiani significa anche costruire il regno di Dio, costruire la propria vita personale secondo valori buoni e giusti. Ecco perché noi all'interno di una iniziativa di animazione ricreativa poniamo anche dei momenti in cui proprio comunichiamo in maniera diretta queste idee e questi valori. Il momento della riconciliazione è poi anche qualificante, nel senso che la riconciliazione sottolinea i valori dell'unità, della comunione, della fraternità, del perdono, proprio di quello che fa dei ragazzi una cosa sola in sostanza. E questo abbiamo voluto trasmettere attraverso un momento di preghiera, attraverso proprio il vivere questo sacramento in maniera diretta, attraverso anche un momento di riflessione fatto per gruppi nella nostra chiesa parrocchiale qui della Commenda. Don Adriano, tanto entusiasmo in questi 15 giorni, ma poi dietro? Ma non credo che tutto morirà con la fine del campo casa 81. Ecco, sottolineo quello che ritengo l'aspetto più positivo. Attorno a questa iniziativa si sono raccolti quasi una quarantina di giovani animatori e hanno fatto certamente un'esperienza molto viva, un'esperienza di servizio a dei ragazzi più piccoli, un'esperienza di donazione proprio di una parte della propria vita. Comunità, in una parrocchia, in un gruppo è sempre difficile e c'è veramente bisogno di queste esperienze. Ci fanno fare un tirocinio vero e proprio, no? C'è bisogno di provare a mettersi a servizio, c'è bisogno di provare a soffrire un po' per gli altri. Questi 15 giorni sono stati un momento forte che credo veramente non verrà meno, no? Anzi, sono convinto che da questi giovani animatori potrà nascere un gruppo di servizio che si potrà inserire nei vari gruppi parrocchiali, nei vari gruppi di servizio qui del quartiere.
che non ti abbandonerò, anche quando sembrerà che io non parli più. Non dica niente male, sappi che però sola non sarai. Non perderti e conserva quella fede che un dì vedrai. Vedrai che un mondo nuovo sorgerà, e il gran comandamento dell'amore prima o poi trionferà. Sento che sarà così, la speranza è oggi qui per farci liberi, uomini liberi, sì. Vedrai che un mondo nuovo sorgerà, e il gran comandamento dell'amore prima o poi trionferà. Sento che sarà così, la speranza è oggi qui per farci liberi, uomini liberi, noi siamo liberi. Don Armando.
sera e ognuno di noi alla sua casa ora deve tornare. Grazie Signore, grazie di cuore per tutto quello che ci hai regalato. Torniamo a casa ma domani noi saremo qui. E intanto lieti una canzone noi intoneremo. Corri nel vento, corri canzone, ora su tetti, sui muri e le case, per annunciare le notte che viene, la grande gioia che abbiamo nel cuore. Grazie Signore, grazie di tutto, ecco i frutti del vero amore. Torniamo a casa ma domani noi saremo qui. E intanto dietro il nostro canto va lassù nel cielo. Cantiamo uniti questa canzone come una lode a chi ci ha creato, e come i fiori sul verde prato, come gli uccelli nascosti nell'aria. Siamo la gioia, siamo la storia, siamo fanciulli in un mondo angosciato. Torniamo a casa ma domani noi saremo qui, uniti insieme nella gioia che viene da Lui. Le nostre voci regalano all'aria un'armonia trasportata dal vento.